Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio e benvenuti al secondo appuntamento con Diretta Sport News, striscia di informazione dedicata al mondo dello sport sardo. Quest'oggi puntata del martedì, allora passeremo in rassegna tutto quanto è successo nel mondo dello sport sardo nel corso dei giorni scorsi, partendo dal Cagliari che, come saprete, domenica pomeriggio è uscito sconfitto dalla Dacia Arena di Udine, incassando l'ennesima sconfitta lontano dal Sant'Elia. È finita 2-1, come vedete nella nostra grafica, in favore della compagine friulana, grazie alle reti realizzate da Perizza e Angela. Per il rossoblu è stato invece inutile il 16° gol stagionale di Marco Borriello, una gara in cui i cagliaritani hanno palesato le consuete ormai pecche in zona difensiva. Intanto avete visto anche quella che è la grafica relativa alla classifica del campionato di Serie A. Passiamo ora al basket di Serie A. Dinamo Sassari, a cui è andata decisamente meglio rispetto al Cagliari. Dinamo che sul campo della Fiat Torino ha vinto grazie a un'incredibile rimonta negli ultimi 15 minuti di gioco. Dal meno 21 gli uomini di Pasquini sono arrivati fino al più 8 finale, trascinati dallo strapotere nel pitturato di Gani Laval, autore tra l'altro di 17 punti. E dunque, grazie al successo ottenuto in terra piemontese, i biancoblù hanno blindato il quarto posto in classifica e ora sognano il terzo, ma per agguantarlo sarà necessario battere negli ultimi due turni della regular season Venezia e Caserta. Passiamo, mentre avete visto anche ovviamente le grafiche relative ai risultati e alla classifica del campionato di Serie A di basket, passiamo nuovamente al calcio di Lega Pro. Andiamo a vedere come si è comportato l'Olbia che porta dunque un altro sorriso al mondo dello sport sardo. Olbia che ha interrotto una striscia negativa durata ben 90 giorni. Andiamo a vedere anche le grafiche relative alla Lega Pro, con i bianchi di Mereu che sono passati di misura sul campo della Pistoiese, 1-0 il punteggio finale grazie alla rete siglata da Ogunseglie a 4 minuti dal termine. Una vittoria che consente ai galluresi di rilanciare le proprie quotazioni verso la salvezza. Vedete anche le grafiche con l'Olbia che guadagna una posizione in classifica a scapito del Prato. Questa era la nostra consueta carrellata relativa allo sport professionistico. Ora, come già detto nel corso della scorsa puntata, passiamo a quello che è il nostro vero e proprio focus, ovvero lo sport dilettantistico. Allora non possiamo che partire dal campionato di Serie D, con l'Arzachena che difende la vetta e continua a sognare la Lega Pro. Andiamo a sentire il servizio realizzato dal nostro Mauro Farris. L'Arzachena supera anche l'ostacolo avezzano e a sole 2 giornate dal termine è ormai a un passo dallo storico traguardo in Lega Pro. Pazienza, come tattico e intelligenza sono state le chiavi dei galluresi, che nell'ultimo match lontano dall'isola hanno dovuto attendere la fine del primo tempo per sbloccare il risultato. Il rigore di Branicchi non è però bastato. L'autorete di Sbardella ha infatti momentaneamente complicato i piani della squadra di Giorico, capace però di riportarsi in vantaggio con Aiana. Nel finale, un palo di mitra ha negato un successo più rotondo che sarebbe potuto essere nelle mire della prima forza del torneo. Nell'ultimo turno è arrivato il regalo del Muravera, che ha fermato i Rieti sullo 0-0 con una gara gagliarda e carica di mordente. L'avversario più pericoloso degli smeraldini rimane comunque il Monterosi, che domenica prossima intascherà i 3 punti col Foligno, proprio quando gli isolani saranno di scena al Frogheri di Nuoro per provare a mettere un ulteriore macigno sulla mission promozione. I barbaricini, in piena corsa playoff, hanno ancora il sangue avvelenato dall'ultima sfida sul campo dello Stiamare, giocata ad armi impari a causa delle decisioni dell'arbitro Testi di Livorno, che prima ha espulso Di Nardo al 25°, fallo dall'ultimo uomo dopo aver concesso il calcio di rigore in barba al nuovo regolamento, poi si è ripetuto con Gallo. Sotto di una rete e con 2 uomini in meno, la squadra di Mariotti ha mostrato carattere, accorciando con Curcio e sfiorando l'impresa con la successiva traversa dello stesso attaccante verde-azzurro, prima di cedere all'ingeneroso 4-1 a favore dei padroni di casa. Chi ha sorriso nonostante la sconfitta è stato il latte dolce, mai 3-0 è stato così zuccherato, visto che i sassaresi hanno perso sul campo della vice capolista Monterosi, ma grazie al bel allungo costruito tra fine marzo e fine di aprile hanno ugualmente strappato la certezza della salvezza matematica con 2 giornate d'anticipo, evitando la girandola dei play-out. Se Lanusei è comunque capace di non annoiare mai, 2-2 con la Balonga, cornice di una splendida stagione che ha regalato la salvezza prima di Pasqua, e invece profondo rosso in casa della Torres. Per i sassaresi, terzultimi con un solo punto di vantaggio dal Città di Castello, quello che sta per concludersi rischia di essere ricordato come il campionato delle occasioni sprecate. Non solo non è arrivata la vittoria nella gara interna con una non irresistibile Flaminia, ma addirittura si è ceduta l'intera posta agli avversari, rischiando seriamente di essere risucchiati nel vortice della retrocessione diretta. Con 3 chance
buttate alle ortiche, un finale thriller è ormai l'unica vera certezza per la gloriosa società rossoblù. E allora abbiamo visto com'è andata nella 32esima giornata del campionato di Serie D. Prego il nostro Andrea Marongiu in regia di mandare in onda quelle che sono le grafiche relative ai risultati dell'ultimo turno. Li vedete in questo momento in sovraimpressione, e anche alla classifica, come detto, Arzacher che continua la propria corsa in vetta al campionato e continua anche a sognare la Lega Pro. Questo è il quadro relativo alla Serie D. Ora scendiamo di un gradino, parliamo di eccellenza. Come i nostri spettatori ben sanno, nella puntata di venerdì vi avevamo annunciato la diretta streaming dell'incontro valido per la semifinale playoff tra Castiadas e Calangianus. Questo incontro, questa diretta però non l'abbiamo potuta trasmettere, non è andata in onda su Diretta Sport. Un incontro questo che tra l'altro vi avrebbe dovuto raccontare il nostro Mauro Faris, che è in studio accanto a me per spiegarci, Mauro, come mai non abbiamo potuto trasmettere questa partita. Ebbene sì, buon pomeriggio intanto a tutti quanti. Non abbiamo potuto trasmettere Calangianus Castiadas perché è arrivato il veto da parte della società gallurese, che ha preferito fare incasso. Questa è stata la giustificazione, come se trasmettere la partita in diretta potesse in qualche modo significare perdere persone allo stadio. In realtà l'abbiamo sempre detto noi, ormai noi facciamo promozione dello sport dilettantistico a tutto tondo da più di 2 anni, abbiamo i palazzetti pieni di realtà che andiamo a seguire quotidianamente nelle gare in casa. È un modo per arrivare a chi allo stadio non ci vuole andare. Io immagino che in una gara di questa categoria allo stadio ci vada intanto tutti gli appassionati che stanno nel giro dei 30-40 km e poi quelli che sono legati alle due realtà, quella del Calangianus e del Castiadas. Certamente già chi deve fare 50-100 km si mette qualche problema, e allora la diretta streaming peraltro domenica, in un momento in cui tutti i campionati erano fermi, quelli di eccellenza, avrebbe davvero permesso di raggiungere tutto il mondo del calcio regionale. Un peccato. Il glorioso Signora Chiara era pieno, la nostra diretta streaming non avrebbe assolutamente tolto nulla alla festa che si è registrata a Calangianus. A proposito della mancata diretta streaming, abbiamo sentito anche il presidente del Castiadas, Pierpaolo Più. Rammarico è che probabilmente diverse persone che qui non potevano venire non potranno vedere la partita, ma soprattutto perché io ho anche cercato degli sponsor per poter fare questa diretta e poterla portare in tutta la Sardegna, ma anche oltre mare, perché per tutta la penisola, perché comunque è una partita probabilmente di cartello tra le squadre che sono arrivate ovviamente in classifica tra le prime 5 e che si stanno giocando una partita importante. Sono rammaricato soprattutto perché non ne vale neanche la pena, anche perché stai togliendo la possibilità ad altre persone di poter vedere una partita così importante che avrebbe probabilmente portato lustro proprio al calcio regionale. Quindi secondo me è proprio una presa di posizione che non ha senso di esistere, anche perché stiamo parlando di togliere la possibilità a chi non può venire realmente, perché chi è interessato alla partita viene direttamente qua al campo di calcio, chi non è interessato non viene. È una presa di posizione probabilmente la società del Calangianus, che non sta né in cielo né in terra. Questa dunque è l'amarezza del presidente Più, ma di amarezza ce n'è stata tanta anche tra il pubblico di casa. Allora andiamo a sentire cosa ci hanno detto proprio i tifosi del Calangianus presenti al Signora Chiara. Non è un peccato per il mondo del calcio regionale, il mondo dello sport, per Calangianus non poter trasmettere in diretta streaming, non far apparire sui social, su Facebook questa partita, secondo voi? Se c'è chi non ha la possibilità di vederla, sì, è un peccato. Sembra una cosa strana. Sì, perché l'avrebbe vista tutta la Sardegna praticamente, questa partita qua. E poi una partita importante così, bella giornata, speriamo di vincere. Tanto non ne perde di... Quelle che devono venire dal campo vengono lo stesso. Sì, un vero peccato. Per tutto il movimento? Per tutti. Guarda, io per esperienza diretta ti posso dire che io non vivo a Calangianus perché vivo a Roma, perché studio fuori. E secondo me è un peccato perché io sono sempre costretto a seguire l'eccellenza o comunque i campionati anche giovanili con l'applicazione. Chiami quanto ha fatto, chi ha segnato.
E allora questa era l'amarezza dei tifosi del Calangianus. Mauro, ti restituisco la palla, insomma, per la chiosa finale su questo argomento. Ma mi sembra che sia abbastanza assodato come concetto. La diretta streaming non va a rubare presenza allo stadio, va invece a raggiungere gli emigrati, a promuovere il territorio e quant'altro. In questa intensa domenica calangianese, che non è stata fatta di sport, ma di rapporti abbastanza conflittuali con tutta la dirigenza gallurese, ci rimangono i modi rudi di Piero Giorgio Pitorru, che è il segretario generale del Calangianus, che ci ha letteralmente chiuso la porta in faccia, decisamente poco aperto al dialogo. E questa è una stranezza in una società che ha una storia di oltre 110 anni di grande eleganza. Ricordiamo il Calangianus, quasi 40 anni di Serie D, tra l'altro sempre nella zona sinistra della classifica, e mi rimane personalmente, anche da cittadino italiano, un senso di scarsa tutela, anche, mi sento di dirlo, dalle forze dell'ordine, perché noi siamo arrivati lì forti di un tesserino dell'ordine dei giornalisti e mi sento di dire che il diritto di cronaca, intanto osannato, il diritto di cronaca in Italia sembra davvero una fandonia, perché non abbiamo avuto nessun tipo di possibilità per esercitare quello che era il nostro lavoro. Davvero tanta amarezza, insomma, quello che rimane di questo pomeriggio. Direi di passare però a questo punto a ciò che ci piace di più, ovvero la cronaca sportiva. Andiamo a vedere come è finita la sfida tra Calangianus e Castiadas. La vittoria è andata alla formazione di casa per 2-1, come vedete nella nostra grafica. Si è giocata un'altra partita relativa al campionato di eccellenza, valida invece per i play-out, con il pareggio tra Orrolese e la Palma Monteurpino, che ha condannato alla retrocessione in promozione la formazione cagliaritana. Questo è il quadro relativo all'eccellenza. Passiamo ora alla promozione. Nel match clou del girone B, l'Ozierese ha battuto di misura l'Usinese, una partita questa che abbiamo seguito in diretta streaming. Allora andiamo a vedere com'è andata con il servizio del nostro Mauro Garà. Punti importanti in palio all'Angelo Masala, dove si sono affrontate Ozierese e Usinese per una sfida valevole per la 27esima giornata del campionato di promozione girone B. I ragazzi di Cantara sono scesi in campo con la consapevolezza di poter rafforzare il loro terzo posto dopo i pareggi di Dorgalese e Macomenese negli anticipi di sabato. Gli avversari di giornata, i rossoblù guidati da Levakovic, si presentavano al cospetto di una delle retroguardie meno battute del torneo, forti della loro potenza offensiva. Non sono però bastate le sfuriate di Mura del Rio, unite alla capacità di inserimento di Sanna, centrocampista col vizio del gol, e che anche Ozieri si è rivelato essere il più pericoloso dei suoi. La partita non è bella e fila via secondo il copione preferito dall'Ozierese, che ha concesso poco o nulla all'Usinese nel corso dei primi 45 minuti. La più ghiotta occasione è targata a Solinas, il cui destro dal limite all'11° minuto risulta essere troppo centrale per impensierire l'attento Cosu, bravo a smanacciare in corner. Nella ripresa, al 54° arriva la svolta della gara, doppio cartellino giallo per Casu, ospiti in inferiorità numerica, e doccia anticipata per il giovane terzino sinistro. La partita si stappa, l'Usinese deve vincere per tenere accesa la speranza playoff. L'Ozierese, fino a quel momento fin troppo attendista, ha il dovere di provarci davanti ai propri tifosi. Cantara mette dentro Marceddu e Argeni al posto di Porcu e Darbo, aumentando così il potenziale offensivo. I rossoblù, nonostante l'uomo in meno, si rendono pericolosissimi con Sanna in due circostanze, mentre dall'altra parte Alberto Apedu si divora a un quarto d'ora dal termine la palla dell'1-0. Ma la gioia è solo rimandata. All'89° infatti arriva il gol dello stesso Alberto Apedu, bravo a trovare il colpo di testa vincente sul cross dell'omonimo Salvatore, facendo così esplodere di gioia il pubblico di casa. Nel recupero Sanna è troppo lezioso e il suo cucchiaio viene disinnescato da Cosu. Finisce così con il punteggio di 1-0 per i ragazzi di Cantara, che continuano a sognare. Per l'Usinese un'altra occasione sciupata in una stagione vissuta in altalena. E allora con il servizio del nostro Mauro Garau chiudiamo il quadro relativo al calcio e passiamo al basket di Serie B. Missione compiuta per il Sustentus Estu, vittorioso in casa contro la Tramarossa Vicenza nell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie B maschile appunto di basket, e la formazione di coach Marco Sassaro ha compiuto un passo significativo verso la permanenza nella categoria. Andiamo a sentire il servizio. Missione compiuta per il Sustentus Estu, che nell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie B batte la Tramarossa Vicenza per 77-72, conquistando il vantaggio del fattore campo nella serie play-out, che vedrà i bianco-blu nuovamente opposti alla compagine veneta.
Al Palamellano, come nelle attese, è andata in scena una gara maschia e nervosa, con i due direttori di gara che hanno dovuto faticare non poco, specie nel primo tempo, per tenere a bada gli animi dei protagonisti in campo. A risultare decisivo è stato Giuliano Samoggia, autore di una doppia da 26 punti e 13 rimbalzi. L'ex Fortitudo Bologna, che appena 10 giorni fa era stato costretto all'utilizzo delle stampelle a causa di un problema al ginocchio, ha trascinato i compagni in zona offensiva a suon di triple e 1 contro 1. Ma il Sustentu deve ringraziare anche l'eterno Nicola Elia, che nel momento di maggior difficoltà, con Vicenza che si era portata sul +6, dando l'impressione di poter scappare in maniera definitiva nel punteggio, ha regalato nuova linfa ai pirati con alcuni pesantissimi canestri dai 6,75. Un bel sospiro di sollievo per l'Accademia, anche se coach Marco Sassaro preferisce la strada della prudenza. Abbiamo semplicemente spostato leggermente il peso della serie che ci attende, con una squadra che secondo me è la più ostica di quelle che potevamo pescare in questo play-out, perché ha una profondità e delle qualità secondo me molto, molto importanti. Però penso che se inizio anno ci avessero detto che avremmo potuto incrociare un'altra squadra con un piccolissimo vantaggio iniziale, avremmo strafirmato per questa ipotesi. Siamo incerottati ma vivi, siamo feriti ma con la giusta rabbia secondo me. Il tecnico della Tramarossa Silvestrucci invece non fa drammi e ridimensiona l'aspetto del fattore campo sfavorevole. Per esperienza mia personale non ci credo moltissimo, però nella serie con Sesto quello che può cambiare sicuramente gli equilibri delle trasferte sono i viaggi, sia per noi sia per loro. Questo sì. Per il resto penso che comunque in trasferta bisogna fare una prestazione maiuscola, non puoi venire in trasferta e pensare di avere la bella in casa o viceversa, se non ce l'hai di venire qua e puntare tutto sulla terza. Sono 3 partite che devi giocare al massimo, le rotazioni conteranno le energie nervose e quelle rimaste fino ad adesso ed ecco, quindi la sintesi è che non ci credo moltissimo al fattore campo. Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti con lo staff tecnico dell'Accademia che dovrà lavorare sulle energie fisiche e nervose della squadra in vista di una serie che si preannuncia incandescente. Questa era dunque la cronaca della serata del Palamellano. Ora prego il nostro Andrea Maroggio in regia di mandare in onda quelle che sono le grafiche relative ai risultati dell'ultimo turno del campionato di Serie B maschile di basket. Vedete tra qualche istante evidenziato in rosso il risultato del Sustentu Sesto vittorioso per 77-72 sulla Tramarossa Vicenza. Ora vediamo anche la classifica. Grazie al successo ottenuto contro la compagine veneta, la formazione di coach Marco Sassaro ha guadagnato il 4º posto in classifica. Allora, come abbiamo sentito in precedenza, sarà play-out proprio con Vicenza, con il fattore campo favorevole. Una altra nota per quanto riguarda il Sustentu Sesto: infatti nella mattinata di oggi sono arrivati i verdetti del giudice sportivo, non ci sono buone notizie per il Sustentu Sesto. Infatti il club del presidente Riccardo Fiorelli è stato sanzionato con un'ammenda di ben 450 euro per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri, nonché nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria. Si tratta del pivot della Tramarossa Luca Ianes. Ancora basket, stavolta per parlare di Serie A2 femminile. È arrivato un altro sorriso per il basket sardo con la vittoria del Cuscagliari, che in gara 1 dei playout salvezza si è sbarazzato agevolmente della Carpedil Salerno. Andiamo a sentire allora il servizio realizzato dal nostro Mauro Farris. Vince e convince il Cuscagliari nel primo round dei play-out salvezza contro la Carpedil Salerno. Tutto facile per le ragazze allenate da Federico Sciascia, che hanno avuto la meglio delle campane con il largo finale di 72-46 al termine di un incontro pressoché dominato. Dopo qualche imprecisione di troppo al tiro nelle fasi iniziali della gara, comunque giustificata dall'importanza della posta in palio, le universitarie hanno fatto il bello e il cattivo tempo, chiudendo il primo quarto in vantaggio sul 14-7 e poi incrementando il margine in tutti i parziali successivi senza mai concedere alla Carpedil la possibilità di riportarsi in scia.
Olbia. La miglior realizzatrice dell'incontro è stata la lituana Julita Bungaite, che ha sfruttato davvero il vantaggio di centimetri ed esperienza nei confronti delle lunghe avversarie, realizzando ben 24 punti con 2 soli errori al tiro. Ma tutte le cagliaritane hanno brillato, dall'Esania a Riccardi, passando per le inesauribili Dettori e Niola. E nel finale, a punteggio abbondantemente acquisito, il CUS ha potuto permettersi il lusso di far riposare le proprie protagoniste principali per concedere campo alle più giovani. Ad approfittarne a dovere è stata la classe 2001 Federica Madeddu, già prospetto di interesse nazionale, che si è tolta la soddisfazione di realizzare i suoi primi punti in Serie A. C'è stato un errore nel servizio, avremmo dovuto sentire anche le parole di coach Federico Sciascia, ve le faremo sentire magari in un altro momento. Allora direi intanto di andare a vedere quella che è la grafica relativa al tabellone play-out a questo punto aggiornato del campionato di Serie A2 femminile di basket. Vedete in grafica dunque la larghissima vittoria del CUS Cagliari, che cercherà a questo punto di conquistare anche gara 2 in programma questo giovedì a Salerno, palla a 2 alle 19:30. Coach Federico Sciascia, sentito nell'intervista che sarebbe dovuta andare in onda nel servizio, si è detto molto fiducioso sulle possibilità di conquistare anche la seconda gara. Rimaniamo nel mondo del basket, quest'oggi ricca la nostra pagina dedicata appunto alla pallacanestro e parliamo di Serie C Silver. È andata in archivio l'ultima giornata della regular season. Allora andiamo a vedere in grafica quelli che sono i risultati sostanzialmente ininfluenti ai fini della classifica, con l'Esperia Cagliari che ha già da tempo guadagnato la fase nazionale della C Silver, e con la Santa Croce Olbia che invece retrocessa in Serie D. Questi appunto i risultati, con il Calasetta che ha sbancato agevolmente il campo dell'Olimpia Cagliari appunto nell'ultimo turno. Guardiamo anche la classifica finale: Esperia al primo posto, Calasetta chiude a quota 36, all'ultimo posto la Santa Croce Olbia. Da sottolineare tra l'altro anche il buon campionato della giovanissima Torres, e a questo punto abbiamo preparato anche un'altra grafica relativa a quello che sarà il girone nazionale, a questo punto completato, che attende l'Esperia che cercherà in qualche modo di seguire le orme del Sustentus Estu, che lo scorso anno, proprio seguendo insomma questa strada, questo cammino, riuscì a guadagnare la promozione in Serie B. Esperia che se la dovrà vedere con Virtus Civitanova, CUS Genova e Battipaglia. Queste sono le avversarie della formazione allenata da coach Roberto Fioretto, che purtroppo dovrà rinunciare a una pedina chiave del proprio roster come Jonathan Putignano, fermato da un problema al ginocchio. Questo è il quadro relativo al campionato di Serie C Silver. Parliamo ancora di basket di Serie B femminile. In questo caso vi rendiamo conto del risultato dell'Astro Cagliari, che nonostante i 17 punti dell'inossidabile Sabrina Pacilio ha perso nettamente contro il basket femminile Milano di Cottardi e contestabile in gara 1 dei playoff promozione per la Serie A2, 67-34 in favore delle Meneghine. Il punteggio finale, come potrete vedere tra qualche istante anche nel tabellone grafico che abbiamo preparato. Un'altra notizia a questo punto relativa al basket: parliamo di basket giovanile, con l'Olimpia Cagliari che si è laureata campione regionale under 16, ottenendo un notevolissimo percorso netto di 20 vittorie in altrettante partite. Ora i ragazzi allenati da coach Federico Manca sono attesi allo spareggio con la Don Bosco Livorno per l'ammissione al torneo interzona. Voltiamo pagina, ora parliamo di calcio giovanile in particolare, perché è uno dei settori giovanili più fiorenti del Sud Sardegna, quello della Sigma Cagliari. Parte con un nuovo corso targato Pasquale Cossu, e dunque sentiamo l'intervista realizzata con il nuovo patron della società cagliaritana. Pasquale Cossu, nuovo patron della Sigma Cagliari. A Cagliari nasce un progetto che ha grande ambizione. Sì, un progetto ambizioso, un progetto a lungo termine più che altro, perché io ovviamente prima di fare un passo così importante della mia vita sia imprenditoriale che lavorativa e anche personale ho riflettuto per ben 2 mesi, anche perché stiamo parlando di una realtà con quasi 40 anni di storia, una realtà che negli ultimi 10 anni ha vinto 6/7 titoli regionali a livello giovanile, una realtà che ha sfornato negli ultimi anni giocatori per il Cagliari Calcio ma anche per altre realtà sarde molto importanti.
quindi non è che siamo andati lì a prenderci una squadra ultima arrivata. È un impegno importante, anche perché vedo la Sigma come la Star Sport un'azienda vera e propria, quindi al mio ingresso ho dovuto, per mie scelte, mettere da parte tutti quanti i dirigenti storici di questa società, perché ho messo all'interno dei miei uomini di fiducia, quindi una figura di direttore sportivo che è Gian Lorenzo Zedda, è una figura responsabile comunicazione, responsabile marketing, responsabile finanziario. C'è un progetto importante, io ho parlato anche col comune di Cagliari per poter realizzare all'interno di Cagliari una sorta di mini centro, anche perché per dare valorizzazione al territorio, soprattutto al quartiere, essendo via Castiglione un quartiere centrale di Cagliari, e la Sigma merita una struttura importante. Ovviamente per far sì che il campo si faccia il campo nuovo, queste cose qui ci vuole l'ok del comune, quindi ora tutto quanto il mio progetto è stato protocollato, il comune sta valutando cosa fare, io mi auguro che venga al più presto dato l'ok a questo tipo di progetto cui voglio seguire. Per me la parola azienda e impresa è proprio dove ognuno ha un compito, ognuno viene remunerato per quello che fa, ha le responsabilità per quello che fa e soprattutto capisce quello che fa. Quindi non posso mettere sul campo un tecnico perché mi porta bambini o perché è sponsorizzato io metto in campo un tecnico bravo, con un curriculum importante e che più che altro creda nel progetto Sigma, come nella Star Sport. Sigma ha i numeri, ha la storia, ma purtroppo non aveva i requisiti. Quindi la Sigma deve per forza di cose in 2 anni diventare scuola calcio elite, deve per forza di cose non vincere ma sfornare talenti, perché ci sono tanti talenti, credimi, però questo qua arriva solamente con il lavoro, col sacrificio, ma solo e esclusivamente con l'organizzazione e la pianificazione, che non deve essere una pianificazione a breve termine ma a lungo termine. E non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alle quote mensili dei bambini, perché le quote mensili dei bambini aiutano a crescere, ma se un tecnico è bravo, il tecnico lo si deve pagare regolarmente, lo si deve remunerare, il tecnico, il collaboratore, il preparatore atletico, lo psicologo, il medico, tutte queste figure devono essere remunerate. Poi ovviamente se queste cose non si possono fare, si fa una scuola calcio semplice dove non si hanno ambizioni, non è nel mio DNA, nel DNA dei miei collaboratori, perché credimi che i miei collaboratori sono veramente dei professionisti e senza di loro non saprei dove andare. Nel curriculum di un istruttore conta più il risultato o qualcos'altro? Allora, conta solo e esclusivamente la passione, la cultura e la voglia di far bene, perché il risultato arriva sempre se c'è il lavoro dietro. Come tutte quante le cose della vita lavorativa è privata, se uno lavora, pianifica e organizza bene, i risultati alla fine arrivano. Quindi il tecnico nostro deve avere questo identikit e questo suo modo di fare professionale. Chiunque venga alla Sigma deve sapere che deve rispettare le regole, altrimenti da me non entra nessuno a lavorare. Avete sentito allora le parole di Pasquale Cosu. Ora passiamo al calcio a 5 con il Città di Sesto, che ha scelto il tecnico che succederà a Monsignori, coach protagonista della recente promozione in Serie A2. Si tratta di Mario Mura, fino allo scorso gennaio tecnico dell'Icnusa Sina in Serie A Elite femminile, un palmarès importante per il tecnico cagliaritano che è stato giocatore del Delfino Calcio a 5 in Serie A, che da tecnico proprio con il Sina ha saputo cogliere un risultato storico portando in Sardegna la Coppa Italia di categoria. Voltiamo ancora una volta pagina, stavolta per parlare di box. Nel weekend a Elmas si è svolta l'11ª edizione del Memorial Locci Monduzzi Rossi, valida per l'assegnazione dei titoli regionali senior. Allora, con il nostro servizio andiamo a sentire com'è andato. Domenica sera il ring di Elmas ha eletto i 5 campioni regionali di pugilato che dal 10 al 14 maggio prossimo andranno a disputare il trofeo nazionale senior a Roseto. Nella serata organizzata dalla Elmas Box del maestro Stefano Aggiolas, il primo a staccare il pass per l'Abruzzo è stato Marco Melis della Sciardana Box, che nella categoria 49 kg si è imposto su Walid Salamate della Box Città di Uta dopo 3 riprese sostanzialmente dominate. Non è andata bene invece al beniamino di casa Sergio Pranteddu, battuto da Mirko De Nurkis della Gymnasium Sassari. Il pugile masese, positivo nei primi 2 round, ha pagato, forse più del dovuto, l'orgogliosa rimonta del rivale nel corso dell'ultima ripresa. L'alloro regionale nei Paesi Gallo è andato a Matteo Duras del team Erittu, che si è imposto con merito sul pur coraggioso esordiente Fabio Frasci della Sciardana Box. Abissato il successo dello scorso anno il cagliaritano Jonathan Rubino, atleta della palestra King George, che nella divisione dei 64 kg ha sconfitto ai punti il sassarese Samuele Luiu. Ho cercato di imporre subito il ritmo,
cercando di portare tutti i colpi dritti, cercando di girare, evitare i suoi, contrattaccare e niente, è stato comunque un bell'incontro. Nell'ultimo incontro della serata, infine, largo successo di Simone Pippia della Box Folgore che si è imposto ai punti su Maurizio Marras della Gymnasium Sassari. I 5 campioni sardi varcheranno ora il Tirreno sperando di ripercorrere le orme di Francesco Sirigu, che lo scorso anno a Montoro portò a casa il tricolore nella divisione dei pesi gallo, venendo inoltre premiato come miglior pugile dell'intera kermesse. Allora è tutto per questa edizione del nostro giornale. Da Roberto Rubio e da tutta la redazione di direttasport.it l'augurio di un buon 25 aprile e arrivederci a venerdì per la seconda puntata settimanale di Diretta Sport News.